E mentre continua con impegno la preparazione dell'Olimpica Akragas, i tifosi biancazzurri si stanno organizzando per essere presenti allo stadio San Giacomo di Salemi. L'esito di questo incontro darà il passaporto per accedere alla finalissima del girone A con la perdente di Oratorio San Ciro e Giorgio contro il Don Carlo Misilmeri. A proposito di quest'ultimo match, proprio domenica sera si saprà chi potrà essere la neo promossa in eccellenza e chi invece dovrà attendere l'esito di Salemi Olimpica Akragas per conoscere l'avversario in finale. Saranno settimane di ansia e grande attesa, quella che precede la sfida della compagine dei templi, e non mancherà certo l'incoraggiamento dei tifosi acargantini ed anche da parte della dirigenza. Intanto lo spareggio promozione per il salto di categoria tra l'Oratorio San Ciro e San Giorgio Marineo e il Don Carlo Misilmeni si disputerà proprio domenica, questo 14 aprile, a partire dalle ore 16, sul neutro del Salaci di Cammarata. Chi perderà, ricordiamo ancora una volta, affronterà la vincente di Salemi Olimpica Acaracas. La gara è stata affidata a Benito Saccà di Messina, con assistenti Giuseppe Minutoli e Gerardo Calandra Sebastianella di Messina. Spareggio anche per il play-out di promozione girone A, questa volta tra Villabate e Libertas Racalmuto. Si giocherà a Villabate sempre questa domenica 14 aprile a partire dalle ore 16. La gara sarà diretta da Alessandro Silvestri di Roma 1 con assistenti Salvatore Damiano di Trapani e Pietro Anile di Acireale.